braccio meccanico che sarà montato su una struttura robotica mobile con 2 braccia e 2 mani per la manipolazione dinamica di oggetti. Non avverrà solo con organi di presa classici, cioè con mani artificiali come quelle che possiamo vedere là nell'esposizione, ma avverrà anche in maniera non prensile, cioè come poi fa la mano umana, che io posso manipolare oggetti anche toccando con il dorso della mano. Questo ha una serie di applicazioni in diversi campi. Sicuramente il campo medico, quella della manipolazione di tessuti, è un'applicazione dove questo potrà avere un grosso potenziale per i nuovi sistemi avanzati di chirurgia robotica, e come dimostratore, dal momento che questa idea progettuale è nata a Napoli e in qualche modo è nata da un lato con una tradizione scientifica che noi abbiamo stabilito in 15 anni, 20 anni di attività di ricerca, abbiamo pensato a un dimostratore che potesse in qualche modo cogliere la complessità, di consentire al pubblico normale di cogliere la complessità di questo compito di manipolazione dinamica. Chiaramente il nostro obiettivo non è spendere i 2,5 milioni di questo grant per realizzare un robot per sostituire l'arte di un pizzaiolo, ma il fatto di dimostrare che un'operazione complessa che tutti quanti riescono a cogliere come l'operazione della pizza può essere realizzata con tecnologia di punta. Quello che abbiamo visto è una piccola parte del lavoro di Bruno Siciliano, napoletano, esperto di robotica e a capo del laboratorio di robotica noto in tutto il mondo Prisma Lab. Il Consiglio europeo della ricerca assegna fondi europei per la ricerca di altissimo prestigio. Purtroppo però questo non ferma la fuga dei cervelli. Buona parte di questi grant infatti viene spesa all'estero, perché qui le condizioni della ricerca non sono soddisfacenti. Dunque noi possiamo soltanto osservare che cosa c'è in Italia, e in Italia lei avete un grande percento, 40% di ERC grants che lavorano nell'estero, ma non sono andata all'estero con un ERC grant, ma hanno già lasciato l'Italia prima. Dunque c'è un fuga dei cervelli che da sempre hanno bisogno di più finanziamenti, certamente finanziamenti per le università, per la ricerca e tutto, ma anche per riconoscere l'eccellenza.